Un fatto grave reso ancora più preoccupante dalla giovanissima età di chi lo ha commesso. La condanna unanime che ha seguito la pesante aggressione verbale a sfondo razziale subita da una studentessa universitaria di origine cinese sul treno regionale Venezia-Rovigo amplia il raggio ad una questione più grande. È grave? Guardi, lunedì 27 noi saremo al ghetto per la giornata della memoria. Il negazionismo, il razzismo in rete e tutte queste nuove e vecchie patologie sociali vanno combattute senza se e senza ma e soprattutto dall'origine, dalla base, perché se minimizziamo fatti come questi poi finisce che ci troviamo quelli più gravi. A Capodanno i cori antisemiti, scanditi da un gruppo di giovani in piazza San Marco, si erano conclusi con l'aggressione dell'ex deputato Arturo Scotto, reo di aver ripreso il gruppo, e del giovane che aveva tentato di difenderlo. Sono fatti isolati oppure sindrome di un qualche cosa di più grave? Ma guardi, io non conosco una comunità di razzisti o di persone che fanno distinzioni in base al colore della pelle o del credo religioso delle scelte sentimentali. Penso che chi fa queste scelte è comunque persona che non è come si può dire, degna di vivere in questo Veneto. Penso che le persone devono essere tutte trattate con umanità, punto e basta.